I materassi matrimoniali poggiati in platea a testimonianza della prima notte di presidio appena trascorsa al capannone del petrolchimico di Porto Marghera. La protesta contro la chiusura dello stabilimento del cracking e contro la decisione del comune di aver acquistato il fabbricato da Eni per meno di 4.000 euro senza aver prima sottoscritto il protocollo d'intesa con le organizzazioni sindacali, dicono compatti operai e sindacati. Per protestare verso questa mentalità una mentalità del padrone che dice io acquisto, non discuto con nessuno perché ho già un'idea, ma è un'idea che molto probabilmente non coincide con l'idea dei lavoratori, del lavoro e dell'impegno sindacale. A dare totale solidarietà ai lavoratori e sindacati anche il segretario regionale del Partito Democratico, il veneziano Andrea Martella. Questione che sarà oggetto di interrogazione parlamentare presentata nei prossimi giorni in aula dal deputato veneziano del Partito Democratico Nicola Pellicani. Questo non è un luogo della memoria solamente, un luogo del ricordo, un museo, questo è un luogo vivo. Solo qualche giorno fa c'è stata un'assemblea importantissima sul futuro del cracking che Eni ha deciso in modo unilaterale di chiudere senza presentare un progetto concreto di alternativa per il futuro di Porto Marghera. Quindi io sono qui per solidarietà, per portare tutto il mio sostegno a questa iniziativa del sindacato e dei lavoratori e mi farò promotore di questa iniziativa in Parlamento per sensibilizzare tutti su questa questione. Presidio destinato a perdurare a lungo, annunciano i sindacati che hanno anche lanciato una petizione online. Noi vogliamo dargli una prospettiva, non vogliamo semplicemente dire che il sindacato deve restarci dentro, noi vogliamo che questo diventi la casa di tutti i lavoratori di Venezia, perché è uno spazio che appunto può continuare a vivere e per questo lo racconteremo nelle prossime settimane in cui saremo qui e speriamo che siano molti le cittadine e i cittadini, i giovani, gli studenti, avremo qui gli universitari nei prossimi giorni che vengano a raccontarci perché questo luogo deve restare un luogo della città aperto a tutti e non diventare un museo che rappresenta solo il passato.